Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Enrico Donin, universale della Came Treviso Calcio a 5. Innanzitutto Enrico, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Grazie a te naturalmente. Allora Enrico, è recentissima la notizia del rinnovo per un altro anno del tuo contratto con la Camme Treviso Calcio a 5. Raccontaci un po' com'è andato il tutto, come siete giunti a questa decisione di continuare il percorso insieme. Allora, innanzitutto ringrazio la Came appunto per avermi rinnovato, per essere riusciti a trovare un accordo che vada bene ad entrambi. Non è stato semplice perché, dico la verità, avevo avuto altre proposte, da parte di altre squadre che mi facevano molto voglia, ecco, sul provare ad andare, però poi, ecco, mi è stato presentato il tipo di progetto che ha in mente la Came, con questo nuovo allenatore molto ambizioso, che comunque ha idee ben chiare e insomma mi ha spinto comunque anche a poter rinnovare. Comunque alla Came sto bene, mi sento a casa, un motivo in più, ecco, per rimanere. E poi il fatto di aver cambiato aria, un po' sotto tanti punti di vista, mi ha fatto venir voglia di provare ad andare avanti e sperare di fare qualcosa di meglio di quello che è stato fatto negli anni scorsi. Comunque il fatto di essere stato, passami il termine, corteggiato da altre squadre è una cosa che sì, ti avrà messo in difficoltà, ma fa comunque piacere perché comunque è un riconoscimento del tuo valore. Certo, sì, sì, no, ma infatti mi ha fatto molto piacere che altre squadre si siano fatte vive. Poi appunto, la Came è la Came, so già come si sta qua, so già il tipo di persone che ci sono dentro, che lavorano dietro alle quinte a questa società. Ehm, Non è stata difficile, diciamo, la scelta di rimanere, più che altro è stato difficile capire cosa volevo fare io. Sapevo già che se accettavo cosa mi trovavo, ecco. Speriamo solo che appunto tutto questo nuovo cambiamento sia efficace e dia i suoi frutti, ecco. Ci puoi riassumere questi 2 anni in cui sei stato appunto alla Came Treviso? Perché tu, ricordiamolo, sei arrivato nell'estate del 2024, esattamente 2 anni fa. Esattamente. Guarda, questo sarà il mio terzo anno che andrò ad affrontare con questa società. 2 anni fa sono arrivato un po' in punta di piedi, se così vogliamo dirlo, perché era solamente il mio secondo anno in Serie A. Comunque anche 2 anni fa mi sentivo voluto, e non è una cosa da poco per me. Mi sembra di aver fatto abbastanza bene la prima stagione con questi colori, con questa maglia. Poi con l'anno successivo, cioè la scorsa stagione, mi sento di essere stato abbastanza parte del progetto, nel senso che, mi sono ritagliato molto più spazio, ho fatto magari qualche rete in più e quindi mi sono ritagliato, i miei minuti in campo e soprattutto, cosa che secondo me non è scontata, mi sento ho acquisito la fiducia di tanti tifosi e di tanti dello staff, un motivo in più, plus in più per farmi sentire a casa, che non è una cosa da poco. E non è neanche una cosa scontata. Eh sì, no, infatti, diciamo che appunto sentirsi a casa, ti fa pesare meno tutto il resto, magari la lontananza dalla famiglia, dagli amici, eccetera. Quindi, quando si giocava una partita o si andava agli allenamenti, eccetera, ridere, scherzare, magari quando ovviamente, ce n'era la possibilità, ti fa, tra virgolette, "cancellare" tutto questa lontananza, se così vogliamo dire. Certo, riallacciandoci a quello che ci hai detto poc'anzi, come ti senti cambiato a livello sia, diciamo, professionale, sportivo, sia a livello umano? Allora, io devo dire che da quando sono arrivato alla Came, appunto, non so se magari anche, sono più magari,
essendo cresciuto di età, eccetera, con una mentalità diversa, eccetera, ho avuto comunque anche mister Silvio Rocia che mi ha allenato per questi 2 anni, mi sento di dire di aver imparato molto. Il fatto di aver giocato anche tanto, essermi ritagliato i miei minuti, mi ha fatto crescere sia tecnicamente, ma soprattutto mentalmente. E secondo me solo così, andando avanti, ritagliandosi i minuti, parlo non per me, ma proprio in generale, un giocatore che riesce a crescere in questo sport, in qualsiasi categoria sia. Perciò io mi sento molto, molto cresciuto, non ovviamente ancora arrivato perché c'è sempre da imparare, e ci sarà sempre da imparare, però piano piano, step by step, queste cose, le aggiungerò al mio bagaglio, ecco. Hai già conosciuto mister Gulizia di persona, diciamo? Di persona purtroppo ancora no, lo conosco come nome, ecco, so che è un allenatore giovane, argentino, comunque è stato anni anche nella nazionale argentina che, come sappiamo, è una delle nazionali più forti al mondo, perciò diciamo non è l'ultimo arrivato, sicuramente le competenze ce le ha. Purtroppo, se così vogliamo dire, non ha mai fatto la Serie A, ma non è detto che sia una cosa negativa. Ha molta voglia di fare, secondo me, molti stimoli, ha le idee chiare, in base anche al mercato che ha fatto, perciò speriamo appunto che sia per lui, e anche per noi giocatori, un modo per fare bene quest'anno. Le premesse ci sono tutte, diciamo così. Sì, 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 poi partiamo carichi, ecco, con questo magari anche nuovo allenatore che ha tutti questi stimoli, questa voglia di mettersi in gioco, dà magari anche qualche stimolo in più ad alcuni giocatori che erano qui da molti più anni, magari qualche stimolo l'avevano perso, perciò dai, siamo carichi, i presupposti ci sono tutti per fare bene. Che cosa ti aspetti invece dalla prossima stagione? Quella che si è conclusa non da molto, sappiamo bene che è stata caratterizzata dagli alti e dei bassi. Cosa ti aspetti invece? Cosa volete fare, ecco, per, se posso dirlo, riscattarvi, ecco, da questa stagione che si è conclusa bene, però appunto ha avuto non pochi momenti di difficoltà. Allora, la scorsa stagione, senza nascondere niente a nessuno, è stata tosta, forse più tosta della quella prima ancora. La prima stagione che io ero qui, ci siamo salvati a 3 giornate dalla fine, la scorsa all'ultima giornata. Non è bello perché rimani sempre, tirato col fiato sospeso fino alle ultime partite. Diciamo che la scorsa stagione è iniziata con molte difficoltà perché eravamo pochi giocatori, che potevano dare rotazioni, giocatori che magari si sono infortunati, quindi, per quanto mi riguarda, il mio pensiero in Serie A devi avere un minimo di una rosa un po' più lunga perché ti trovi a dover reggere 40 minuti a certi livelli che è difficile tenerlo fino alla fine. Poi fortunatamente la società, a dicembre ha fatto un mercato prendendo 3 giocatori, che si è vista la differenza. Comunque abbiamo fatto molti più punti nel girone di ritorno che ci hanno permesso di salvarci, però sì, non è stato semplice perché, ci siamo trovati a combattere ogni partita come se fosse l'ultima. Alla fine è andata bene, però cioè, se magari si può evitare di fare ogni anno così e avere l'acqua alla gola fino all'ultima, giornata di campionato sarebbe una cosa migliore. Dall'altra è anche meglio, provare a puntare a qualcosina di più per quanto mi riguarda. Adesso quest'anno molte squadre si sono rinforzate veramente tanto, hanno investito molti soldi, perciò alcune, sono veramente, toste da andare a affrontare, perché hanno magari un livello tecnico o di esperienza più alto del nostro, però si sa che ogni partita ha la sua storia, è a sé, quindi può succedere di tutto. Magari giochiamo in casa nostra contro la più forte del campionato e non si sa mai quello che può succedere. Di certo noi ci siamo rinforzati rispetto all'anno scorso, mio parere personale. Spererei di fare qualcosina in più, magari raggiungere un playoff o una final eight. Penso che gli obiettivi della città siano quelli e speriamo che vengano mantenuti. Chiarissimo.
Ringraziamo dunque di cuore Enrico Donin, universale della Came Treviso Calcio a 5, per essere stato con noi. Grazie a voi.